Vince anche alla Capito Sbardella il Savio di Massimi 2-0 sul Giardinetti nel segno di Calzone e Maligno. La capolista ancora si tiene a distanza di sicurezza dallo Spes Montesagro. Un punto separano le due squadre. Prima chance è per i padroni di casa. Giustolisi controlla questo pallone, serve tra le linee Colivicchi che a tu per tu con il portiere prende solo l'esterno della rete. Sbaglia qui la difesa di Mariotti, prova a approfittarne Falcioni che carica la conclusione, termina fuori. Schema su calcio d'angolo per il Savio, Carello, serve Panariello, velo per liberare il destro velenosissimo di Calzone, ma si stampa sull'incrocio. Altro errore in fase di costruzione per i biancorossi. Prova ad approfittarne Calzone, lascia lì per Rizzo che si gira in un fazzoletto e poi prova il diagonale vincente, palla che termina di poco a lato. Lancio direttamente dalla difesa a trovare la spizzata di Colivicchi che trova Giustolisi, brucia in velocità il difensore e poi a tu per tu con Carassai sceglie l'opzione più difficile, il pallonetto, termina alto. L'ultima chance dei primi 45 è per la squadra dei Mariotti, con Ciotola che di punta prova a sorprendere Carassai. Bravo, l'estremo difensore blues a sventare la minaccia. Nella ripresa passa subito avanti la squadra ospite, una serie di rimpalli fa terminare il pallone sui piedi giusti, sono i piedi di Calzone. 0-1 per il Savio. Giardinetti accusa il colpo dello svantaggio, qui si fa cogliere impreparata. Tarquini fa tutto bene, poi si porta il pallone troppo sull'esterno, cerca un compagno dietro, Panariello e Calzone si scontrano, poi il numero 10 serve ancora Tarquini, controllo, calcia in porta, tiro debole e centrale. Al 20° Calzone mette dentro il corner per la testa di Casali che schiaccia male. Al 39° sull'asse Maligno-Calzone, il numero 3 a tu per tu con Marinelli cade in area, calcio di rigore per gli ospiti. Il numero 3 va centrale e fa 0-2, partita in cassaforte. Gli ultimi 5 minuti, il Giardinetti può riaprirla con questo interessantissimo cross di Pozzi, ma non ci arriva nessuna maglia bianco-rossa. Carassai bravissima a sventare la minaccia. Termina quindi 2-0 per la capolista.